Buonasera. Ma che buio. Innanzitutto buonasera a voi. Che serata è questa? Serata allievi, musica moderna dai 7 anni agli alta. E quindi si parte subito alla grande con un applauso a tutte le persone che si ispiranno qua. Prova. Quindi ho parlato a nessuno? Si sentiva? Ripeto se no. No. Quindi, saggio allievi, musica moderna dai 7 anni agli 80 circa, quindi un potpourri di artisti che questa sera si esibiranno per voi e con noi. Prima di partire sarebbe giusto chiamare un po' di protagonisti di questa serata. E quindi vorrei, se sono qua vicino, un po' di amici della città della musica. Sappiamo che è la serata della scuola Eureka. E Gildo Turolla, ci sei? Eccolo Gildo, buonasera Gildo, come stai? Prendi il microfono a caso. Si può? Allora Gildo, poi se c'era anche Enrico, eccolo qua, e visto che ci siamo, c'è anche Alessio, il trittico, qua siamo il trittico dei critici. Allora il portavoce è Gildo. Che serata è Gildo questa? Beh, questa è... sì? Vedo che non sono solo io. Sì, ma il bottone, non avevo previsto il bottone di solito no. Questo è un saggio della scuola di musica Eureka. Questa sera vedremo impegnati i ragazzi che hanno fatto la musica d'insieme, che è uno dei punti forti della nostra scuola, proprio quello di mettere insieme i ragazzi e non solo ragazzi per confrontarsi con brani impegnativi anche, seguite gli insegnanti che li seguono in questo percorso di musica d'insieme, e esibirsi finalmente su un palcoscenico reale con un pubblico vero e prestigioso come caloroso. Allora diciamo che il leitmotiv della serata, quando noi diremo caloroso, track, parte l'applauso. Esattamente. Perché poi, siccome che chiamare ogni volta l'applauso non è elegante, quindi si fa caloroso, un pubblico attento che il mondo ci invidia. Quindi maestri, cominciamo subito. Sono tanti. Apriamo le danze. Apriamo le danze. Cominciamo con i giovanissimi. Io direi di cominciare con i giovanissimi. Voi dovete rimanere qua o vi scacciamo in malo modo? Ah, siete qua a coordinare? Allora aspetta che mi metto qua, quindi non vi disturbo. Nell'ombra, però ci siamo. Allora, cominciamo con i giovanissimi. Alla batteria Alberto Pozzato. Al basso Gianni Tuffanelli. Quando parlavo di giovanissimi alla chitarra elettrica Luca Caffi, altro giovanissimo. Alla chitarra elettrica Massimo Giovanni Pregalato. Abbiamo cominciato veramente con gli allievi piccoli. Allora, Have You Ever Seen Rain? Un brano di Creedence Clearwater Revival. Allora, premetto, sono di taglio di po', se sbaglio l'inglese è normale, quindi vogliatemi bene. Canta Alessandra Mantovan e i cori Alessio Trapella. E non solo, c'è anche Sandra Mangolini ai cori e lei è Alessandra Mantovan. Probabilmente, fammi vedere. Okay. Il coro manca, esatto. Non era colpa mia. Colpa mia, sicuro. Ci siete? Come si chiama il gruppo che mi dicevi prima? Gli Arterius. No, è stato lui a dirlo, Prego.
Alessandra aveva un po' di laucedine, però ha superato la prova. Com'era la frase per far fare l'applauso che mi sono dimenticato? Caloroso. Alessandra, ce ne fai un'altra? Ormai si è lanciata, ormai. Il coro è sempre quello o cambiamo? Rimango solo io. Rimani solo tu ed è Wanted Dead or Alive. Ho imparato che per dire in inglese ci vuole il bilignao. Allora sai, Wanted Dead or Alive. È un brano di Bon Jovi che Alessandra se lo interpreta come lo stesso Bon Jovi non riuscirebbe a fare. Prego.
grande Alessandra, grande gruppo Alterios. Alessandra, com'è andata? Poteva andare meglio, però sono contenta lo stesso. No, dai, è andata bene, è andata bene. Un attimo che grazie a tutti. Ciao Alessandra, complimenti. Un brano sempre col nostro gruppo preferito di Loredana Bertè che si chiama Dedicato, e questa volta canta per noi, con noi, Sandra Mangolini. Buonasera Sandra. Ci abbiamo già visto i cori, quindi un po' lo stress da palco è già superato. Are you ready? Siete pronti? Ok? Anche un applauso meritato. Sandra Mangolini. Brava. Allora cambio il gruppo, però quella Sandra, vieni qua. Ma lei chi è lei? Collega di lavoro. Collega di lavoro? Sandra, prego. Si è sposata Sandra? Chi è il marito? Vicino alla maglia rosa. Attento al collega di lavoro, collega di lavoro, tac. Collega di lavoro. Allora, per colpa del collega di lavoro non ho salutato Alberto Pozzato alla batteria.
Gianni Tuffanelli al basso, alla chitarra elettrica Luca Caffi e la chitarra elettrica Massimo Giovanni Pregnola, che era il mio gruppo di riferimento. Cambiamo. Collega di lavoro. Chiamo su questo palco la batteria Mattia Momolenta. Questo qua giovanissimo. Ciao Mattia. Al basso Alessio Tropella. Giovanissimo anche lui. E alla chitarra elettrica Alessandro Paganin. Altro giovanissimo. Due brani, il primo è Disturbed, uno strumentale perché è un brano rock dove tutti gli allievi della scuola Eureka prima o poi ci passano, quindi vediamo questo brano che è uno standard importante. Mattia, mi raccomando, Enrico Spiderle alla distribuzione dei piatti e dei tom. Ci siamo? Ma tu sei più rock o più blues? Blues! Ti voglio bene. Ci siamo?
Mattia e Alessandro ci stanno, Grandi Mattia. Allora, un brano di Little Richard, dico bene? Sì, che Lucille canterà un giovane cantante per l'occasione, adesso trapella, si esibirà accanto, ma soprattutto, avete sentito come picchiano? Quanti anni hai, Mattia? E tu? E 10-12 anni ci appiccate così? Bravi. Adesso vi voglio sentire con un classico del 1957, Lucille. Tu nel 1957 neanche non eri nato, ma neanche eri nei programmi di chiunque. Prego. Vieni qua Alessandro. Inchino e applauso. Bravi. Lunga vita blues. Cambio. Comunicazioni di servizio. Allora, alla batteria Michele Baldassin. Dov'è Michele? Ciao Michele. Al basso Biagio Modena, che è un insegnante della scuola Eurica. Alla chitarra Matteo Passarella, grande amante di blues. E alla chitarra Antonio Rovan, insegnante.
Intanto che si sistemano, cominciamo con un brano strumentale, The Kitchen. Vediamo se il gruppo c'è, la batteria si deve riadattare dopo la performance di Mattia. E che dire, ma sono bravi, dai. Bravi. Are you ready? Con un brano strumentale, The Chicken, la gallina, così, il pollastro. Vai!
Michele e Matteo, ma quanto vi piace suonare? Ma quanto vi piace suonare? E naturalmente suonare con i propri insegnanti è una soddisfazione ancora doppia. Facciamo un piccolo cambio di programma. Vorrei sentirvi un altro strumentale con Sandy. Ok, problemi? Senti come ti deve il cuore. Questo qua era un preludio. Are you ready?
adesso c'è l'interpretazione di un giovanissimo cantante che canta Nuvole e lenzuola di Negramaro. Sta arrivando? Sai che non so come ti chiami? Come ti chiami? Riccardo. Allora Riccardo, siccome è proprio al suo debutto, ha bisogno, ma proprio bisogno di un applauso straordinario. Ovunque vada sarà un successo. Facciamo una scommessa, lui fra 10 anni diventa un frontman ottimo perché ha lo stress da palco e poi dopo quando è in palco è bravo. Grande Riccardo. No, mi vanno via anche i musicisti, volevo salutarli, volevo salutare, dove sono?
Ho perso il foglio. Li saluto dopo. Mattia e Matteo, o Michele? Michele, vieni qua Michele. E Matteo? Matteo! Lo faccio per la gioia della mamma. Eccoli! Matteo e Michele. Io lo vedo da qua sopra. Proprio sai, dice, e mi figlio. Cambiamo! Gruppo, batteria, Iris Zanforlin. Riprovo. Iris Zanforlin. Buonasera, ciao. Al basso Fabio Azzalin. Alla chitarra elettrica Michele Bertucci. Ciao Michele. E alla chitarra elettrica Marco Crocco. Salutiamo il papà che la folla in fondo. Primo brano, Fata Morgana, che è un brano importante dei Litfiba, e quindi scopriremo tutte le carte di questo gruppo. Canta Michele Bertucci, che è già il chitarrista della band. Buonasera a tutti. Cosa è successo? Il bello della diretta è questo. Ho sentito solo no! Sto cercando il filo delle basse. Non ci sono più i fili di una volta. Ci sei? Controlla il filo se ci siamo. C'è. Il filo funziona. Con un brano di Litfiba. Vai. Oggi ho il filo, eh.
un'altra proposta importante, Zombie dei Cranberries, e per questa canzone, che è veramente una canzone importante, canta Alina Muzza. Dov'è Alina? Ciao Alina, ti vedo un po' preoccupata. No, vai tranquilla. Perché se sei preoccupata noi gli facciamo un applauso anti-preoccupazione. Senti. Con Zombie dei Cranberries, ladies and gentlemen, per voi con noi, per la prima volta su questo palco, la numero uno di tutte le cantanti d'Italia, Alina Muzza! Accompagnata dalla straordinaria band.
alla batteria Iris Zampolino, in piedi, al basso Fabio Zarino, alla chitarra elettrica Michele Bertucci e alla chitarra elettrica Marco Cocco. E adesso cambiamo gruppo. Ritornano i miei amici Arterius. Allora, alla batteria Riccardo Paganin. Ciao Riccardo. Allora, quanti anni hai Riccardo? Quanti anni hai? 12 anni e l'età media di questo gruppo è 46 anni. Perché c'è al basso Gianni Tuffanelli. Sei più cazzo la media. Bravo. E poi alla chitarra elettrica, sempre per tenere alta la media, Massimo Giovanni Perniolato. No, però in ogni caso facciamo una cosa seria. C'è un linguaggio universale che non è l'inglese, non è l'indiano, non è il mandarino, è la musica. Perché poi vedere persone asci come me, come lui, suonare con ragazzini di 12 anni è soddisfazione ed è ancora di più chiaramente che la musica è un linguaggio universale che comuna a tutti. Si suonasse un po' di più e si sparasse un po' di meno, forse sarebbe molto meglio. Con Fossil Prison Blues di Johnny Cash canta Giordano Mancin e anche Giordano abbassa la media. Un brano del 1955, neanche noi ce l'avamo. C'eri tu. Ci siete? Vai Giordano. Con questo pezzo country Black Velvet del Alan Meyer canta
Marta Mazzeo con la straordinaria partecipazione di Alessio Brabella. Buonasera Marta. Ci siete? Il gruppo rimane quello. No, un chitarrista nuovo che non c'è scritto qua, ma si chiama? Non è vero, Michele Barbuiani. Michele Barbuiani, complimenti. Che poi anche insegnato di chitarra. Ma io vorrei, così a caldo, un applauso a Riccardo Pagani che ci dà, Si vede come picchia? Ciao Riccardo. Con Black Velvet, Marta Mazzeo.
anche per l'interpretazione. E quindi qui, siccome sei stata brava, rimani qua sul palco con Purple Haze di Jimi Hendrix. Chi è il tuo insegnante? Il suo trapello. No, lo sospettavo, perché per la scelta dei brani lo sospettavo. Quindi, sempre con questa straordinaria band, perché il mondo ci invidia, ma poi che veramente avete sto batterista qua che è tosto, bravo, veramente tosto, 12 anni che ti è buono, quadrato, bravo. Vai Marta. Rimanete qua un attimo. Ha cantato per voi Marta Mazzeo. Alla batteria, no, aspetta, prima cominciamo con al basso Gianni Tuffanelli, alla chitarra Massimo Giovanni Premierato. Vieni qua tu, batterista, vieni qua in mezzo. E alla batteria un grande talento, Riccardo Paganin. Riccardo. Quindi, batteria, Alberto Pozzato, che sta arrivando. Ecco Alberto. Al basso Simone Scarpa. E alla chitarra elettrica Emma Sivieri. Una canzone dei Maneskin, Morirò da te, anzi da re.
Non sta bene ridere. Quando uno fa un piccolo errore. Orbo! Ci siamo? Canta per voi con noi Cristian Marangona. Un altro giovanissimo. Ci siete? Salutato la famiglia? Cristian, ci sei? Un attimo che il batterista batterizza. Ok. Bravo Cristian! Soddisfatto? Sicuro di sé? Il momento di Barbara Tagliatti. Eccola! Buongiorno Barbara con Can't Stop del Toxic Peppers. Il gruppo ormai consolidato. Sento che mano c'è questa ragazza qua. Brava. Emma.
Siamo all'ultimo brano, è una canzone di Maneskin, si chiama Zitti e Buoni, ce la canta Manuel Domenech. Ciao Manuel! Giuro, faccio presto e vi lascio andare a letto, giuro, promesso. No, non è una bella promessa. Canto di Nanana, la canzone di Vuoi la presentazione come si deve che sei l'ultimo? Sì. Hanno cantato in tanti questa sera. Di più. Hanno emozionato in tanti questa sera. Di più, bravo. Ma come ci emozionerà Manuel Domenech? No, non mi parli, Con Zitti e Buoni dei Maneskin chiude questo saggio in maniera straordinaria e con questa band straordinaria, con queste cantante e musicista, chitarrista giovanissima. Quanti anni hai? 17 anni tu? 16 anni tu? Te lì che rovina. Che rovina la media. Vai, Zitti e Buoni. Dai. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fanno, ferro di siga fra le dita e con la sigla camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccare i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana come spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, non li prendo a calci sui portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, no. Io ho scritto pagine e pagine di sale con l'altro, questi nomi che mandano scarare le rame, scritto sopra una rabbia in casa mia non c'è io, ma se trovi il senso del tempo risalirai a tocchi, e non c'è vento che termina naturale, potenza del punto di vista di vista del mento, sempre le prezzi con la leggera da schiena, e cercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa, prova a tagliarmi la testa, perché siamo fuori di testa, ma diverso da loro, tu sei fuori di testa, ma diversa da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro. La gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, mi portami dove sto a galla, qui mi manca l'aria palla. La gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, mi portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria palla. La gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla, tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, e siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Noi siamo diversi da loro. Grazie. Finale col voto, grande Manuel. Va bene, contento. Ho speso bene i miei soldi. Fermi lì.
alla batteria Alberto Pozzato, sui piedi, al basso Simone Scarpa e alla chitarra elettrica Emma Sivieri. Allora, serata bella, dai, ci siamo divertiti, la musica ha imperato, abbiamo dimostrato che con la musica si possono unire età, si possono unire sentimenti, e tutto questo è anche per merito di tanti insegnanti che fanno parte della scuola Eureka. Io vorrei qua sul palco con me, ci siete tutti? Tutti gli insegnanti di scuola Eureka, avanzate, poi dopo qualcuno dirà i nomi, i cognomi di tutti. Sono due insegnanti, tutti sul palco, tutti sul palco gli insegnanti. Alessio, prendi tu il microfono e spiegami presentami tutti gli insegnanti che hanno fatto di questa serata una serata magica. Eccolo. Allora, diciamo subito che un insegnante non può salire sul palco perché è là dietro il mixer. Che è Andrea Smeder, che ringraziamo per essere il fautore di tutti i suoni e le luci, grande fonico, E ringraziamo anche Alfredo, ancora lì. E come si dice, dietro una grande donna, uomo c'è una grande donna, dietro un grande service c'è Alfredo. Dai adesso, presentali. Ah sì, beh certo. Biagio Modena, insegnante di basso e musica d'insieme. Quindi è lui l'artefice, diciamo, insieme ad Enea Passarella, che stasera non poteva essere presente, e sono loro gli artefici, diciamo, della serata. Ecco, quindi sono stati loro a preparare i gruppi, questi 6 gruppi fantastici. Simone Ferro, chitarra. Michele Barbugliani, chitarra. Enrico Smirle, batteria. Antonio Roman, chitarra. Alessia Pompon, canto. Gildo Turolla, violino, basso, ocarina, tante cose e tante altre cose. Ovviamente stasera c'erano degli assenti: Stefano Bellettato violino, Matteo Toso chitarra, Francesca Ferro pianoforte, Alice Beltrame violino. Speriamo di non aver dimenticato. Chiara Di Corato, la nostra insegnante di propedeutica. Sei ancora qui, Chiara? Insomma, siamo un grande gruppo, molto affiatato, con tutte le difficoltà che si trovano, burocratiche e non, ma noi andiamo sempre avanti per la gioia per vedere la gioia nei nostri ragazzi, ecco, quello è il discorso. Sì, certo. Leandro, lasciami ancora 10 secondi, poi chiudi con il gran finale. Un altro appuntamento che sarà praticamente la replica di questo concerto, non così caloroso perché saremo all'aperto, sarà ad Ariano Polesine il 19 giugno. Nel serale ci sarà un bel palco, un service nella piazzetta di fronte al Caffè Bistrò, service sempre Andrea Smeder, quindi siamo in ottime mani, e quindi sarà una bellissima serata estiva dove potrete rivedere i ragazzi e vederli insomma in un'altra veste più fresca, meno calorosa. Quindi la serata finisce qui. Se magari voi dite vogliamo sentir loro suonare, che sono quelli che insegnano, volete fare un giro di blues? Giuro che non c'è l'armonica, no, non ce l'ho, giuro, giuro. Però sentire un giro di bluesino da loro, e dopo andiamo a letto contenti, e dopo diremo: io quella sera c'ero. Siccome poi finiranno loro, spegniamo le luci, andiamo tutti a... Mettete in memoria questa serata qua, magari fra un po' di anni qualcuno di questi ragazzi che hanno suonato li troveremo in TV
faranno i frontman importanti, qualcuno magari abbandona la musica, però potrà dire io questa sera c'ero, perché esibirsi non è facile, perché mettersi in gioco non è facile, e quindi a tutti quelli che si sono esibiti questa sera un applauso veramente meritato, perché come ripeto, il palco ha una magia che però molto spesso ti può bloccare, e quindi chi è stato bravo a superarlo merita veramente tutta la nostra riconoscenza per una serata veramente bella, grazie a tutti. Io tutt'al più vi faccio i cori. Ma posso fare una proposta? E se chiamiamo sul palco anche tutti i protagonisti? Quelli che hanno suonato? Ne facciamo una facile. Ne fanno una facile. Se volete venire su, chi ha partecipato, vieni anche tu, vieni là. Chi ha partecipato? Siamo tra amici, come viene. Con un accordo in meno. Arrivate? Si sono bloccati? Vieni. Tutti qua, quelli che non sono stati protagonisti di questa serata, qua con noi. Alessandro e Mattia. Vedi, loro non hanno mica paura, no? Venite, eccoli, l'uomo del check. Dov'è l'uomo del check? C'ho un po' di coristi. Voglio anche gli Arterios. Chi meglio di voi? Yeah. Ciao Coco. Tutti in diretta, eh? Cercasi chitarrista. Sì, vede tanto che non era programmato. Chitarrista con chitarra, cercasi. Intanto Romano, fammi un girino intanto che un girino di blues. Allora, questo si chiama Giro di Blues e per partecipare bisogna battere il tempo. Però bisogna battere il tempo a tempo. Vai! Sweet
passerella finale. Sì. Vi vogliamo ad Ariano Nepolesi nel 19 giugno, ciao a tutti, ore buonanotte. 21:30.